La Coppa Veneto 2012-2013 è alla sua tappa conclusiva. Domenica 10 marzo, al Palaferroli di San Bonifacio, vanno in scena le due finali che determineranno le squadre campioni per il torneo maschile e femminile. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby let's get it tonight. Ad aprire il programma è la sfida degli uomini, che vede protagoniste due squadre alla loro prima finale in questa competizione, US Juvenilia e Olimpia Zanè. And say hell yeah, this is love, this is love, this is love. Can you feel the love? Can you feel the love? La formazione padovana è arrivata fin qui grazie a un cammino quasi immacolato, che l'ha vista perdere solo la partita d'esordio contro Padova. Da lì in poi 8 partite e 8 vittorie, comprese le 2 in semifinale contro Paese, che hanno spalancato le porte della finalissima agli uomini di Giorgio Tiengo. Una sola sconfitta nella fase a gironi anche per l'Olimpia Zanè, che si presenta a questo appuntamento carica di ambizioni. Dopo che negli ultimi 2 anni i vicentini erano usciti di scena agli ottavi, sempre per mano della squadra che poi avrebbe alzato il trofeo, stavolta per i ragazzi di Ugo Soliman l'obiettivo è uno solo: conquistare il titolo. Davanti ad un pubblico d'eccezione, composto da quasi 1 migliaio di tifosi decisi a sostenere nella maniera migliore la propria squadra, comincia la partita e subito lo Zanè prova a premere il piede sull'acceleratore. Albertoni in cabina di regia fa girare un attacco che ha in Enrico Poletto, alla fine top scorer dell'incontro con 16 punti, il miglior finalizzatore. Dall'altra parte invece la Juvenilia fatica a entrare in ritmo, a causa soprattutto dei troppi errori in battuta che concedono punti facili agli avversari. È proprio su un servizio falloso del capitano Martello che il primo set va in archivio, 25-20 a favore dei vicentini. Nel secondo set la squadra di Tiengo parte meglio e con i muri di Matteazzi sale subito sul 3-0. Ma il vantaggio dura poco, perché l'Olimpia risponde con un immediato break di 5-0 che le restituisce il comando. In un attimo dalla libera i compagni, sospinti dal proprio pubblico, scappano via. La Juvenilia rimane aggrappata al set fino al 19-15, ma qui si scioglie completamente, subendo un altro parziale di 6-0 chiuso dal muro di Ramelli. E anche il secondo set va in archivio. Nel terzo parziale i padovani provano a sparare le ultime cartucce che hanno a disposizione, ma ancora una volta finiscono per crollare sotto i colpi degli avversari. Zanè ha più energie e la testa libera, e la gara non ha più storia. A firmare il punto decisivo è il capitano Dalla Libera, su alzata di quello che alla fine sarà proclamato MVP del match, Andrea Albertoni.
Allora coach, una partita dominata, direi forse un po' quasi più facile di quello che vi attendevate. Guarda, non sono d'accordo su questa tua definizione, anche perché vorrebbe dire sminuire il valore della Juvenilia, che è una squadra composta da ragazzi che io conosco, perché alcuni di loro li ho avuti diversi anni fa in selezione regionale del Veneto. Quindi diciamo che noi siamo stati bravi, ci siamo superati oggi, li abbiamo colpiti nei punti dove loro erano in difficoltà e li abbiamo fatti perdere delle sicurezze. Cosa ha fatto maggiormente la differenza secondo lei in campo? Ma secondo me è la disciplina tattica che abbiamo applicato per tutta la partita. E poi sicuramente l'alzatore ha saputo distribuire in modo eccellente il gioco, è stato molto bravo. Comunque un risultato storico per la vostra società, oggi avete compiuto qualcosa di grande. Sì. Guarda, noi abbiamo partecipato tanti anni fa alla prima edizione della Coppa Veneto e siamo arrivati in semifinale. Sono passati 15 anni e quindi questa volta ci siamo iscritti noi nell'Albo d'Oro. E penso che sia una bella soddisfazione, anche perché noi siamo una società dilettantistica, sono ragazzi che vengono dal nostro vivaio o comunque sono ragazzi che ho allenato io quando ero a Schio e di conseguenza ha un sapore diverso. Allora coach, una finale abbastanza a senso unico, cosa non ha funzionato oggi? Non ha funzionato il fatto che noi non eravamo a posto fisicamente, avevamo due ragazzi con la febbre in campo, le prospettive erano altre rispetto a come è andata poi a finire. Merito allo Zanè che indubbiamente ha meritato veramente di vincere la partita, complimenti. Per voi era anche la prima volta in un appuntamento così importante, ha pesato forse un po' l'emozione? L'emozione sicuramente ha pesato all'inizio, però qui ci sono dei ragazzi nella mia squadra che sono anche molto esperti, quindi al di là dello scotto iniziale non ha pesato più di tanto l'emozione, ha pesato più che altro il fatto che non eravamo al meglio e questo mi dispiace molto, soprattutto per tutta la gente che è venuta a vedere la partita, ma anche per lo Zanè di non poter predisporre una squadra per una finale. Bilancio comunque di questa Coppa Veneto 2012-2013 immagino positivo. La finale è stata un sogno coronato, insperato all'inizio perché non ci eravamo prefissati come scopo arrivare in finale, però è stata ben accetta con l'orgoglio di una società che ha portato una squadra per la prima volta maschile in finale. Noi siamo tutti molto molto soddisfatti, dispiace un po' per la partita, su come è andata la partita, insomma, ecco. Allora un 3-0 netto, partita perfetta da parte vostra. Sì, l'abbiamo studiata bene, diciamo a tavolino, siamo stati concreti. Loro hanno avuto grosse difficoltà, li ho visti in ricezione, che abbiamo avuto, diciamo, un compito facile. Non era facile perché era una finale, avendo una squadra giovane a parte il sottoscritto non era semplice gestirla, però dopo il momento iniziale si è andati sciolti e la partita è stata facile. Gli ultimi due confronti con la Juvenile risalgono all'anno scorso ed erano finiti in maniera netta per loro. Sì, ricordo l'anno scorso hanno giocato veramente molto bene e ci hanno messo in grosse difficoltà. Stasera, ripeto, erano sottotono e per noi è stato compito facile. Comunque, diciamo anche merito sicuramente nostro perché è da parecchio tempo che lavoriamo, Soliman ci costringe e giustamente ci mette lì a seguire più la tattica che, diciamo, l'aspetto agonistico e ha portato sicuramente i suoi frutti. Oggi vi ha dato una grossa mano anche un pubblico fantastico. Sì, complimenti al pubblico, hanno organizzato 2 pullman, è piacevole, bellissimo vedere sugli spalti amici, è sempre emozionante, faccio un grosso complimento a loro perché sono stati, diciamo, l'8º uomo. Ce l'avete messa tutta, ma oggi questo Zanè è stato troppo forte. Sì, oggi Zanè è stato troppo forte per noi, soprattutto dal punto di vista mentale. Ne stavamo parlando anche con i tuoi colleghi, abbiamo sofferto troppo, paradossalmente siamo una squadra più anziana di loro,
anche con più esperienza, però oggi purtroppo probabilmente per molti di noi era una delle ultime occasioni, diciamo, per certi palcoscenici così importanti, la prima e anche l'unica, e quindi abbiamo sentito molto la partita e è andata come è andata. La grossa differenza che hanno fatto loro è stata la battuta e la ricezione, noi siamo stati fallosissimi e abbiamo ricevuto male, loro di conseguenza hanno ricevuto poco perché noi abbiamo battuto poco nel loro campo. È andata così, insomma, è comunque una bellissima esperienza, insomma, per molti di noi è la prima volta in una finale di Coppa Veneto, è una bellissima esperienza. Abbastanza equilibrio comunque nel primo set, poi via via vi siete un po' sciolti, nell'ultimo non avevate più forse le forze per lottare. Sì, noi purtroppo veniamo anche da un paio di settimane dove abbiamo avuto delle defezioni, è un anno che comunque ci rincorriamo, appunto, avendo anche dei giocatori magari con l'età media un pochettino più alta delle altre squadre, siamo sempre magari un po' in crisi, diciamo. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto degli incidenti, degli infortuni, probabilmente siamo arrivati un po' scarichi. Comunque, ripeto, per noi questa, per molti di noi, è stata una bellissima esperienza, un bel premio per un gruppo, per una società che comunque da 2 anni sul maschile sta lavorando decisamente bene, e senza ombra di dubbio io vorrei poi personalmente fare un plauso ai nostri tifosi che sono splendidi, loro ci seguono ovunque, si organizzano, anche oggi sono stati veramente esemplari, non siamo purtroppo riusciti a regalargli questo sogno e ci riproveremo, insomma, vedremo di regalargli qualche grossa emozione magari nei playoff. Ma la giornata non è finita, rimane ancora da assegnare la Coppa Veneto femminile. L'atto conclusivo vede di fronte Bassano e Monselice. Siamo con il presidente regionale della FIPAV, Roberto Maso, per queste finali di Coppa Veneto, un appuntamento sempre più importante e la grande cornice di pubblico qui al Palaferroli lo dimostra. Un appuntamento importante, sì, è anche riconosciuto da molte società. Oggi la presenza del pubblico così numeroso veramente ci fa piacere per lo svolgimento di questo campionato, che è un campionato organizzato dal comitato regionale ma che riscuote parecchio interesse per le società. Abbiamo appena assistito a una finale maschile abbastanza a senso unico, vittoria netta e meritata dell'Olimpia Zanè. Sì, il Zanè ha vinto meritatamente, anche se i padovani sinceramente erano sottotono rispetto al campionato. L'effetto di una finale gioca sempre brutti scherzi, quindi oggi credo abbia giocato qualcosa alla compagine di Padova. Adesso la finale femminile, un'altra sfida tra padovani e vicentini, come la vede? Ma non conosco le due squadre, vedremo perché la finale è sempre una finale, quindi l'incognita è al massimo. Mi auguro che ci sia il pubblico che avevamo visto nel maschile. Ripeto, è stato veramente un evento particolare vedere tanta gente per una partita di pallavolo maschile. Allora grazie e buon divertimento. Grazie anche a voi. Si assegna dunque il primo titolo della stagione per il volley femminile veneto. Nonostante la giovanissima età media del roster, il pronostico dà leggermente favorita la brunopremi.com Bassano, che può teoricamente attingere dalla prima squadra che gioca 2 categorie più su, in B1. Oltretutto, Bassano arriva alla finale dopo aver lasciato per strada appena 2 set in tutta la competizione. Dall'altra parte però Monselice ha tutte le intenzioni di giocarsela. La formazione di Gianluca Trolese, anch'essa artefice di un cammino immacolato per arrivare fin qui, è alla sua prima finale di Coppa Veneto e non vuole deludere i tanti tifosi accorsi a sostenerla. Può inoltre vantare un precedente positivo in campionato, dove le 2 squadre sono ugualmente in lotta per le posizioni di vertice. Sin dai primi scambi, la gara si presenta molto più equilibrata rispetto a quella maschile. Bassano si affida all'asse Malinov-Guerra e le 2 azzurrine in attacco fanno paura. Monselice però si difende strenuamente e risponde colpo su colpo. Sul 23-22 Monselice, Bassano recupera con un mini break di 3-0 chiuso dal muro di Conti e si aggiudica il primo parziale. Le padovane ritornano in campo decise a ribaltare le sorti del match e accumulano subito un discreto vantaggio.
Ma Bassano non si fa prendere dalla frenesia e piano piano recupera. È durante il turno di battuta di Scapati che le vicentine trovano il sorpasso e l'allungo sul 22-18. La gara però è ancora lunga. Sul 24-21 Monselice annulla 3 palle set. Si va ai vantaggi e dopo una lunga battaglia a infilare il punto del 29-27 è Torrini dalla seconda linea per il 2-0 Bassano. Anche il terzo set è sulla falsariga del secondo, con una grande partenza delle ragazze di Trolese, capaci di salire addirittura sul 13-3. Come prima però Bassano risorge. Malinov arma il braccio di guerra e si torna in equilibrio. Il primo sorpasso arriva sul 20-19 e ancora una volta si va a finire in volata. La squadra di Atanas Malinov è più lucida e sul 24-21 il muro di Torrini vale la vittoria. In tanti vi davano tra i favoriti alla vigilia, forse rischiavate anche di soffrire un po' di pressione vista la squadra così giovane, invece siete riusciti a mantenere la calma. No, ma io potevo mettere anche una squadra dove si può fare un'altra partita. Io ho preferito di amalgamare, di migliorare le nostre Under 18, dove dopo mi aspettano finali nazionale e di prendere un po' esperienza di più. Questo senso a Coppa Veneto ha un senso di maturare questi giovani, di crescere. Il finale, io mai ho partecipato a un finale facile, tutti i finali sono difficili e tutti i finali sono particolari. E se uno non riesce a gestirsi la squadra e le ragazze, partita scappa facile. Noi abbiamo un gruppo molto giovane dove sono maturati, anche l'anno scorso siamo stati vicini di questo traguardo, ma alla fine ha vinto squadra più brava. Avete comunque scritto una pagina importante per la storia della vostra società. No, noi abbiamo cominciato a scrivere dall'anno scorso e continuiamo a scrivere, andiamo sulla nostra strada e vogliamo fare cose importanti, cose dove quando un giorno vediamo questa pagina di avere i numeri importanti. Allora coach, è finita 3-0, un risultato quantomeno bugiardo. Sì, diciamo per la partita possiamo dire bugiardo, però comunque la differenza tecnica ci sta. Loro è una squadra che è abituata a giocare a ritmi più elevati della nostra. Comunque le mie ragazze hanno fatto quello che mi aspettavo, abbiamo mantenuto una buona intensità in battuta, ottima difesa, in contrattacco sapevamo che dovevamo lavorare molto bene, loro avevano un ottimo muro, ben composte, e ci è mancata la continuità, quello che una squadra di Serie B magari ha. Noi questa sera siamo mancati un po' lì. Sia nel secondo che nel terzo set un grande vantaggio dilapidato. Cos'è successo? Forse avete pagato un po' di emozione? No, io ripeto, per me è inesperienza, non siamo abituati a mantenere ritmi così alti e per così lungo tempo. La Serie C è un campionato dove dà qualche respiro in più, diciamo, alla squadra. Gli avversari abituati a giocare a livelli più alti, nonostante la giovane età, hanno fatto vedere la concentrazione e la determinazione. Io non rimpiango niente, poi le ritroveremo sabato e vediamo di fare una bella gara sabato. Adesso appunto c'è da pensare al campionato, si ripropone questo duello. Si ripropone in maniera diversa perché i loro big, tra virgolette, hanno finito i bonus, di conseguenza troveremo una squadra più giovane ma comunque sempre agguerrita, perché ripeto sono tutte atlete di buon livello, di buon tasso tecnico. È un 3-0 che forse non dice fino in fondo quanto sia stata sofferta e combattuta la partita. Un 3-0 tiratissimo sicuramente, con differenza di quasi 2 punti su tutti e 3 i set. Siamo riusciti a recuperare 2 set di cui siamo partiti abbastanza male, e con la grinta e con la squadra, col gruppo siamo riusciti a recuperare e portare a termine questa bellissima partita. Adesso tra l'altro questo è un duello con Monselice che si ripropone anche in campionato, puntate anche lì alla vittoria immagino. Sì, cercheremo di fare le nostre meglio anche in campionato.
Non saremo le stesse perché la maggior parte di noi gioca in B1 e abbiamo finito, diciamo così, le entrate, quindi giocheranno le nostre compagne che sono un po' più piccole, ma sicuramente cercheranno di vincere e di fare del loro meglio. Avete scritto comunque una pagina importante della storia della vostra società oggi, ne siete consapevoli? Sì, siamo molto felici di questo perché è una società che ha appena iniziato il suo cammino e stiamo facendo degli ottimi risultati che stiamo portando anche a termine. Allora, il 3-0 finale è un risultato beffardo che non racconta dell'equilibrio che c'è stato all'interno della partita. Sì, è stata una partita molto equilibrata, noi l'abbiamo vissuta con il cuore, è uno dei risultati in cui siamo arrivati. Per noi è stato importante essere qui oggi e giocare da squadra. Secondo me è questo che ci ha fatto competere con una formazione che non gli si può dire nulla, insomma, di un'altra categoria. Quanti rimpianti ci sono per quel vantaggio sprecato sia nel secondo che nel terzo set? Più che rimpianto, diciamo, è la differenza di campionato che porta a perdere quei punti per strada. Noi abbiamo ragazze che vengono da Serie D, hanno fatto Serie C, siamo tutte dello stesso paese e forse ecco, il rilassamento è quello che, sì, forse è l'unico rimpianto, ma non ci fa certamente uscire dalla palestra con amareggiate, assolutamente. Abbiamo un campionato, abbiamo degli altri obiettivi e ecco, uno scherzo del destino, sabato prossimo dovremo giocare con il Bassano, ecco. Ci rivedremo a casa nostra. Oggi il vostro pubblico vi ha sostenuto alla grande, alla fine sembravate aver vinto voi. Sì, è stata un'emozione stupenda avere tutto il nostro pubblico, le nostre ragazze, tutto il settore giovanile qui a sostenerci. È per quello che ti dico, non usciremo assolutamente da questa palestra con rammarico o con qualche rimpianto.